A questo punto passiamo di nuovo al vicepresidente Paolo Armenio e vorrei parlare come se ci fosse un modo per scambiarsi delle informazioni tra l'onorevole, Prisco e il vicepresidente Paolo Armenio. Quello che vorrei introdurre sono ultimi 2, 3 punti riguardanti, ad esempio, l'energia, questo il punto principale, cioè le necessità degli imprenditori, le paure che si stanno creando anche dovute a questa guerra che sta, crescendo, e quindi le necessità specifiche e quale messaggio volete dare e che cosa sta succedendo anche nella fibra e nel tessuto imprenditoriale, per esempio di Rovigo e Venezia, che comunque sono punti nevralgici della nostra società. Cosa ci può dire, vicepresidente Paolo Armenio in proposito? Ma allora, sicuramente il problema dell'energia è un problema che sta attanagliando tutte le nostre imprese, chiaramente per primis le energivore, ma anche non solo quelle, perché comunque gli aumenti di gas e di luce sono, così come tutti i derivati del petrolio, è stata un'impennata tale che i conti economici delle nostre imprese assolutamente non li sorreggono. È chiaro che anche qua bisogna fare, sono 20 anni che non viene fatta una politica dell'energia in Italia e forse questa è l'occasione per poterla fare perché, attenzione, questi rincari non stanno colpendo solo le imprese, ma stanno colpendo anche le famiglie. Allora, io penso che questo sia anche il momento ideale, anche per avere, chiamiamolo così, una pace sociale sul paese, perché tutti finalmente si sono resi conto che dobbiamo fare una politica seria dell'energia. E cosa vuol dire? Allora, di nucleare vogliamo parlarne o non ne vogliamo parlare? Cioè, oggi in Francia si sta facendo la nuova centrale di quarta generazione a Caradash, che viene fatta esattamente a Caradash, che è in Provenza. Allora, io dico, intanto non vedo perché l'Italia non si possa essere comunque candidata a farla lei, visto che il territorio che abbiamo da Vercelli fino a Chioggia sono tutti terreni sulla pianura padana dove poteva essere allocata comunque anche un centro di ricerca un'eccellenza. E anche qui comunque la politica energetica deve essere una politica europea. È inutile che in Italia non vogliamo le centrali nucleari e ce le troviamo a ridosso del nostro paese che in caso di disastro colpiscono prima noi di loro. Ecco, questo assolutamente va fatto. E così anche sulle rinnovabili. Allora, il governo deve essere molto più forte, molto più deciso. Cioè, non possiamo pensare che il governo ora dica sì, andiamo avanti con le rinnovabili e poi ci sono i comuni che non danno le autorizzazioni. Cioè, questo purtroppo, ecco, questo è un altro modello che a un investitore straniero fa paura. Ecco. Comunque, questo vuol dire che il nostro paese, se non facciamo una politica sull'energia veloce, non sarà sempre meno competitivo. Giusto, molto, molto comprensibile anche questo, ci sono delle grossissime difficoltà e purtroppo ricordo anche che pochi giorni fa uno stato nordico, diciamo così, si è reso indipendente a livello energetico dalla Russia, però, magari lo potessimo anche noi. Loro hanno il 30 o 40% di energia che viene fornita dall'energia nucleare. Riusciremmo anche noi a farlo se avessimo delle risorse o delle centrali del genere. Va Ma bene. guardi, io le faccio un esempio molto pratico di Prego, persona, scusa se la interrompo. Io prego, vivo prego, in prego, Francia, io ho volentieri. la famiglia che vive in Francia, quindi vado avanti e indietro. Allora, gli posso dire che a casa mia, ho chiesto a mia moglie proprio perché, per curiosità, perché non è una cosa che gestisco, e gli ho detto, ma visto che noi abbiamo tutto elettrico, per in Francia il Eh 67% sì. è nucleare, quindi noi riceviamo un'unica bolletta all'anno con la quale abbiamo acqua, riscaldamento, rinfrescamento e tutto quanto. Le posso dire che vale 1.000 € all'anno la mia bolletta. Allora, questo vuol dire meno competitività per le imprese, 2 vuol dire meno soldi in tasca per le famiglie per poter rifare, per reinvestire sui consumi quotidiani. Eh sì. Molto chiaro, molto chiaro. Almeno abbiamo anche un metro di misura economico. Onorevole